Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti che ci attendono il prossimo weekend. Partiamo da Alghero. Il 31 marzo è l'ultimo giorno di Rosso di Mare, la sagra dei ricci con degustazioni del prelibato echinoderma che promuove tutte le eccellenze del mare, compreso il famoso corallo. Sulla pagina Facebook di Alghero Turismo possiamo trovare tutte le informazioni sulla Kermesse, compresi i menù proposti dai ristoranti della città. A Jerzu, l'1 e il 2 aprile, il primo attore sarà il Cannonau in Calici di Pasqua. Si parte la domenica con la processione des Incontru e si continua il lunedì con la festa del vino Cannonau, la rassegna enogastronomica e le visite guidate alle cantine. Per gli amanti delle due ruote, immancabile appuntamento la domenica con Calici in bici. Per qualsiasi informazione basta visitare la pagina Cannonau Bike Team Jerzu. Passare la Pasquetta in tutta dolcezza a Tonara con la consueta sagra del torrone. Giunta ormai alla 39esima edizione è la festa dedicata a Sua Maestà il Torrone, eccellenza di Sardegna. Il 2 aprile, Pasquetta a Foresta Burgos. In uno dei siti naturalistici più suggestivi di Sardegna si potrà visitare un'ampia vetrina di eccellenze locali tra prodotti tipici e artigianato sardo. L'evento è organizzato dal Comune di Burgos e dalla società turistica Sareggia. Nel programma escursioni, visite guidate e quinto mercato contadino. A Bidonì si festeggia la Pasquetta con la sagra dell'agnello. In bella mostra tanti prodotti tipici sardi, pranzo e degustazioni a base di agnello di Sardegna IGP e carciofo spinoso di Sardegna DOP. Sulla pagina Facebook della Proloco di Bidonì è possibile vedere il programma completo della manifestazione. Una grande Pasquetta in musica ad Arzachena con il concerto delle vibrazioni. La festa sarà a 2 passi dalla spiaggia di Cannigione e in programma anche lo spettacolo I Love Formentera, condotto dal DJ Roberto Milani e dal vocalista Paolino di Radio 105. Sulla pagina Facebook della Proloco di Arzachena tutte le informazioni su questo grandissimo evento. Altro grande concerto il 2 aprile a Santa Teresa di Gallura con Coez. L'appuntamento con il famoso rapper e cantautore è in piazza Villa Marina. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it.